È un pareggio che serve a poco, quello raccolto da Juve Stabia e Perugia. Finisce 1-1 al Menti al termine di una partita combattuta e a tratti divertente. Si mette subito in luce Castaldo per i padroni di casa, prima con un destro centrale e poi con una conclusione di poco alta. La prima vera occasione però del Perugia, al 16° contropiede micidiale finalizzato dal colpo di testa di Bernini che colpisce il palo. 2 minuti dopo la palla buona è su piedi di Mazzeo, stavolta è bravo Benassi a respingere in angolo. La Juve Stabia sembra in difficoltà e al 28° ne arriva la conferma. Rubino approfitta di una dormita colossale della difesa gialloblu e trova l'1-0 con un pallonetto di sinistro. Reagisce la Juve Stabia che prima dell'intervallo va 2 volte vicina al pareggio. Al 32° Pinzan esce a vuoto su calcio d'angolo ma nessuno ne approfitta. Al 42° lo stesso Pinzan chiude lo specchio della porta a Castaldo. Il pareggio arriva in avvio di ripresa, splendido lancio di Capone per Castaldo che controlla di petto e batte al volo di destro. I padroni di casa spingono alla ricerca del vantaggio ma si sbilanciano troppo e concedono al Perugia l'opportunità del 2-1. Mazzeo da pochi passi si fa bloccare un tiro a colpo sicuro. Ancora più clamorosa però è l'occasione che a 30 secondi dalla fine potrebbe dare la vittoria alla Juve Stabia. Cross teso di Castaldo e da mezzo metro Galantucci riesce nell'incredibile impresa di non centrare la porta.